un ordine, ripeto, in piccoli gruppi, di seguire il primo reggimento Veneto Reale all'interno della Basilica di Santi Giovanni e Paolo e seguirà la posa della terra di Famagosta e una ghirlanda all'eroe veneziano, per cui invito i signori a seguire il primo reggimento. Alto! L'armi! Fusil, spara! Quarto di gira dritta, dritta! Dai. Oh. Diga dritta, dritta, in marcia, marcia!
didattico fatto da solo. Ma da grande devo aiutare papà perché papà è un costruttore di macchine, devo aiutarlo. Forse potrò fare il soldato e il costruttore. Solo che la bandierina. Primo reggimento Veneto Reale, no. Sarebbe quello che è stato fondato da Francesco Morosini. Noi l'abbiamo ripreso, praticamente noi identifichiamo il primo reggimento. Adesso io sono l'alfiere, il fuciliere ha accessori diversi, anche il copricapo, loro hanno una sorta di caschetto, io ho il tricorno perché l'alfiere era sempre un ufficiale. Io e lui siamo in due. Questo è un copricapo particolare. Questo invece è anche un altro dato finora. Questo è un palosso, è una daga in Veneto, daga storta. Poi abbiamo le ghette che erano fatte con tela da vela e impermeabilizzato con cera o con altri prodotti. Poi fino al 1793 il sergente, il basso ufficiale, aveva la picca o la sergentina. Era una picca, sì, bassa, cioè non grande come le altre, ed era un segno di comando. Poi dal 1793 è venuto fuori il bastone, mentre quello del sottufficiale era bianco, dei primi sottufficiali era dorato e poi c'erano quelli dei comandanti, dei capitani, eccetera. Mettere dentro un po' di cose, mentre i fucilieri hanno anche la sacca. Io non ho la sacca. Avevano una sacca bianca che mettevano dentro le cappucce, mettevano dentro il mangiare, il bere, tutte queste robe qua. Beh, onore e gloria sì, perché noi altri siamo antesignani delle truppe da sbarco di tutto il mondo, perché ci veniamo qua a Venezia a imparare a come si fa. Il nostro reggimento nasce da Francesco Morosini nel 1683 e poi perfezionato nella guerra de Morea, eccetera. Gli inglesi nel 1686-87 sono stati qui anni per imparare. Non è che i Marines inglesi siano, noi eravamo prima. La stessa cosa vale per gli americani. Socino ti parla. Battaglia dell'Epanto che si era svolto alle ore 12 mattinata del 7 ottobre 1571 e oggi con il nostro reggimento che si occupa di celebrazioni storiche, per cui noi celebriamo ogni data importante per la storia di Venezia e per la storia veneta, indipendentemente dall'epoca in cui si è svolta, perché noi, ripeto, siamo un gruppo che si è incaricato di far ricordare gli eventi storici purtroppo dimenticati o volutamente dimenticati dalle autorità che riguardano la storia di Venezia. L'anno scorso a Cipro, esattamente nella città di Famagosta dove si è morto Marcantonio Bragadin, ho tolto su della terra, dalla fortezza, del rivellino della fortezza, cioè uno dei luoghi in cui si è svolto i scontri più sanguinosi tra Bragadin e i suoi soldati e l'esercito turco. E quest'anno abbiamo messo in una teca e abbiamo portato sotto il monumento a Marcantonio Bragadin per ricordare per sempre il contatto tra Bragadin e la sua atroce morte e a terra di Famagosta e la città di Venezia. Per terra, per mar, San Marco. Viva il Doge, viva il mar! Vale, preciso.